veramente. Mi vedi dove sto? Al mercato. Al mercato, in vendita. Ormai in vendita. Ormai a Come te stracubarato. A stracubarato. Guarda, Qualcuno ci prenderà prima o poi. ma tu non hai mai fatto un rap vostro mercato? Per No. queste situazioni un po'. Per il mercato no, per la città mercato sì. Com'è Non proprio un rap. È una canzone che racconta praticamente di questo macellaio che non trova più lavoro perché vicino alla sua macelleria hanno costruito un'imponente struttura di Cesicita Mercato in questo caso. E quindi questo povero disgraziato non può più vendere le proprie carni perché la gente va a comprare tutta alla città mercato. Perché alla città mercato non è che ci trovi solo la carne, le cose, poi ci puoi trovare la bicicletta, il passeggino, il parrucchiere. E quindi è anche bello farsi una passeggiata, giusto? La città mercato, incontri gli amici. Che ci fai in una bottega oggi? Le piccole botteghe devono morire. Per quanto quello ti venda la carne di qualità, muore tutto, perché l'importante è riempirsi gli occhi più che... Come c'è all'aperto, Ecco qua. gente che prende di scorro, altro che cammina, te lo prendi tu da Buttafutorelli. Vedi, certo. Qua veramente c'è di. Se uso a Saberdia, diciamo. Ma tu contas scontos dessa vida o contas scontos interiores del spicciochetto? È un ubagus uno e un ubagus altro. Nel che c'è una buona mistura tra su fatto de si nasce una bid de che istiona de cosa de spidas. De Sinnia o de No, Mara? de Mara. Confermo. Ah, poi te tu pure ci siete sbattalle tra una bid e sale. C'era una barzelletta, una borda che Maria conta un sinese, no, a Maracalagone, che ci aveva uno che Bernarelli. Ascolta, oh, vicino a questo stessi. È stato detto, voi tanta seduti, hai fatto male, sì. E andare al Marese. Ma su Sinesu ci da gira, ma toccherà ci da girare. Una per i sinesi. Ma Castiano, a parte sbattuta, è vero che ci verrà negli anni passati, ma ti parlo dell'età del mio nonno ventenne, allora si scurienta a perda in sa strada del Mesu tra Mara e Signa, si vieta sa guerra solo con un satro, ma cose passate, ormai insomma C'è da non è quello come del se Israele e Palestina, Deus estingui. Ci sono punti sempre di sbattaglia, su sindaco de Mara è femmina, mi dice la su sindaco di Sinnia è femmina. Sempre una battaglia. Beh, però insomma tu ci si rendi all'evoluzione, all'emancipazione femminile, questa è una cosa ottima, un'evoluzione poi smaresus e poi si nia sul punto. Ultima tue fatiche, quali sono? L'ultima mia fatica è questa La predica. questa qui, una predica a Miss e Manna. Questo è il nuovissimo CD, si chiama Ritorno dall'Eremo, anche perché è 6 anni che non partorivo un disco, quindi una gestazione lunghissima, però è arrivato questo nuovo lavoro che ha in sé comunque dei brani abbastanza forti, satirici, pungenti, che parlano sia del mondo del calcio che della vita semplicemente dei giovani o di altre problematiche che magari riguardano da vicino comunque l'isola. Ma l'ultimo lavoro che stai facendo era un lavoro sui ciclisti, no? No, è stato un ciclo di lavoro molto lungo però, che conta circa 6 anni di registrazione, anche perché è un lavoro totalmente autarchico, quindi ho dovuto fare le registrazioni, il messaggio, il mastering, la produzione, l'ideazione della copertina, oltre che essere ideatore dei testi, musica, tutto quant'altro, quindi alla fine un lavoro macchinoso, lunghissimo, che mi vede il solo unico operatore di questa macchina, e quindi alla fine ci si è impiegato tanto per un lavoro di 11 brani circa. I testi suoi sono molto ironici, nel senso che giocano molto sui luoghi comuni dei ragazzi, dei paesi, della gente che lui visita, in questo caso dei calciatori. Ci dai un esempio molto piccolo, proprio anche senza musica, di quello che è questo pezzo sul calcio? Beh, il pezzo sul calcio, più che cantartelo, questo forse vorrei cantare un altro perché è molto più forte, anche senza la musica si riesce a percepire. Questo del calcio in breve racconta praticamente del paradosso dove la gente è ormai fanatica di questa macchina poi per far soldi, che è il calcio, che comunque non si ferma neanche davanti agli scandali perché deve comunque andare avanti. Racconta anche il paradosso dove magari la gente si scanna in uno stadio per un gol, una partita andata a una squadra meglio che a quella della propria tifoseria, mentre poi invece non scende in piazza per lamentarsi dei problemi seri del proprio paese. Quindi cioè, queste assurdità insomma, che segnano e caratterizzano il nostro paese già
già citato in questa canzone come paese degli allocchi, dove tutti abboccano qualsiasi cosa capiti in questo governo assurdo che gli altri paesi del mondo diteggiano come scandali, per noi è tutto passabile. Quindi insomma questa è un po' l'infarinatura di questo brano. Poi ce n'è un altro che si chiama Suttimo Dreno, che racconta la storia di un uomo che non sa di avere una maledizione sulla propria testa e che la mattina si reca nei campi per lavorare. Ma avendo questa maledizione che dice che se tu sei un uomo malvagio rinasci a seconda vita per scontare tutto quello che hai fatto, allora lui dalla mattina va nei campi e succede questo. Dice: Giovi a Sughizzi, zio Giovanni Mesina, fu fendo vaccina a stelline e modizzi. Fu meso drollazzo, non si piano cazzo, un gruppo de vracci, sta gamba su mazzo. Po' sbaglio sa gamba, la scambia po' gambo, la capa da si trascinati po' rambo, in azzetto di guerra, coi gomiti a terra, in susato sperduto, in cerca d'aiuto. Trascina, zio Giovanni Mesina, l'on più chi via da presso d'un convento, zerria da contento. Recatemi aiuto, ma de pizza soletta, stasera mi butto, cantata una suora, de con casavora, de bivia d'arroscio, sicchetta da bascio, questo è 100 kg, scuttate del razzo, a pizza Giovanni di truncano braccio. In mancanza una gamba, in mancanza un braccio, nessuna ambulanza, distanti e subrozzo, disigia da pani e birra e latina, invece papà bruini e terra alla spina. Fu io su coraggio e con isso sagana, quando Donio Speranza ormai di varia da fana, ecco un pento di tetramontana, di botta su sono de una campana, Strisciacco do popolo in cica ricovero, ormai sta campana non di varia lontana, ma non c'è missa né celebrazioni, ma s'arribe su treno a sta stazione. Puntuali Giovanni, in perfetto orario si vuda cattavo attraversare su binario, manca in offessinguni, bobica e su treno, chi se in binario, dubica sampreno. Uno va che fortuna in tanta malasotti, non è con quello treno che arriva a motti, ma voti zerriata e cicca fra saghiaia, sottima gamba lasciata in rottaia. Con un unico braccio di rade scrazzoni a sta gente che è andata a spresi a sta stazione, di indietro po' giù una manovetta, ma sta gente di strada che è stata moneta. Insomma, Nanta, chi non tenni destino bello, che in vita passata fu domini in mallo. Posso che toccavo questo povero figlio, fu d'assassino presidente consiglio. Questo è quanto, ecco. Ne abbiamo tante, una appresso all'altra. Comunque vedi, la satira poi sempre l'ironia la... Esatto. Questo è il suo ultimo CD. Ritorno dall'Enemo. Per adesso la distribuzione è vincolata a piccoli centri anche paesani, pub locali e quant'altro. Lo vedi, questi sono dei Orelis. Esatto, Orelis. Bisogna già trovare una roba con i Orelis. Prima o poi, Tra breve infileremo canzoni per tutti. Esatto. No, diciamo, questa è una produzione abbastanza recente, un mese e mezzo di vita, e stiamo cercando di entrare Feltrinelli e altri centri, anche se tu sai meglio di me che è tosta, perché questo è un lavoro autoprodotto e alle spalle non abbiamo nessuno, quindi spingerlo è ancora un lavoro autonomo. Ma tu sei reverendo, qualcuno daccelo, ti darà una mano dagli. Agganciamoci.